Ben ritrovati sportivi siciliani di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda ogni martedì sera alle 21 e di replica dopo le 24 del mercoledì su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Siamo anche in compagnia, come al solito, del pallone ufficiale della stagione 2021 di Penalty, ovvero il pallone presentato dallo sponsor partner Freddo Neve. Si sono giocate soltanto 5 partite domenica nel girone I del campionato di Serie D, mentre sottolineo che saranno ben 4 le partite che verranno recuperate mercoledì pomeriggio. Ad aprire la nostra puntata odierna di Penalty, il redazionale di Alex Giuliano. Mister, ma se domani piove ci alleniamo lo stesso? L'ultimo che esce dallo spogliatoio paga da bere a tutti. Raga, dai, andrà meglio domenica prossima. Frasi come queste non le sentiremo più, almeno per un po'. Stop, tutti a casa, senza nemmeno il triplice fischio dell'arbitro ad accompagnare l'uscita dal campo. La scelta delle scarpe, che in alcuni casi sono le uniche a disposizione in condizioni accettabili e devono in tutti i modi tirare avanti fino alla fine della stagione. Il discorso del mister, un mix di citazioni, imprecazioni, raccomandazioni e sguardi che valgono più di 1000 parole. L'appello dell'arbitro, con il caos in testa perché non sai se verrai chiamato per cognome, nome o numero e quindi devi essere pronto con i riflessi anche se stai pensando a tutt'altro. E poi il mal di pancia prima della partita, la tensione, la voglia di spaccare tutto, il dubbio su come esultare in caso di gol perché nella squadra avversaria gioca tuo fratello oppure ci hai giocato tu fino a qualche settimana prima. Tutto questo e tanto altro. La scuola che soffoca, il lavoro che non gira, la ragazza che proprio oggi ha voglia di litigare. Il calcio dei dilettanti è il calcio della gente di paese, dei bambini, dei genitori, che sono quasi tutti allenatori mancati, dei bomber di provincia, dei quello lo segnavo anche io, delle mamme che spiegano il fuorigioco alle altre mamme, dei papà che sognano in grande, ma sotto sotto sperano solo che il proprio figlio si diverta. È un calcio che non ha niente a che fare con quello della TV. Non ci sono privilegi, non ci sono autografi, non ci sono moviole o VAR. È un calcio che adesso deve fermarsi ed è difficile da accettare, perché tutti avevamo creduto che i sogni fossero un bene essenziale per ricostruire e ripartire, che meritassero di essere difesi fino all'ultimo. Perché nel calcio, come nello sport in generale, non ci sono untori, ma solo gente che sa cosa significa sacrificarsi, rispettare le regole, essere squadra, difendere il bene comune. Invece, stop, tutti a casa. La partita è finita e chissà quando si giocherà il match di ritorno. Una cosa è certa, noi saremo qui per tifare, per sperare, per crederci e per vincere. Oggi si soffre tutti insieme perché il calcio dei dilettanti è così, vero, genuino, maledettamente faticoso. E non provate a dire che per noi è uno stupido passatempo, perché non è davvero così. Spazio subito ai tabellini di questa 13ª giornata. Si è giocato domenica 24 gennaio, questi i risultati: Gelbison batte Castrovillari 1-0, Rimbiate Dattilo Cittanovese, FC Messina Licata, Paternò batte Aciriale 1-0, Santa Maria Cilento Marina di Ragusa 3-3, Rende batte ACR Messina 3-2, Rimbiate Roccella Rotonda e San Luca Biancavilla. Ed infine Troina Città di Sant'Agata 0-0. Guardiamo la classifica, in testa anche seppur sconfitta l'ACR Messina con 25 punti, 21 per il San Luca, 20 punti per Gelbison, FC Messina, Aciriale, 18 per Santa Maria Cilento, Licata, Paternò, 16 punti per il Dattilo e la Cittanovese, 15 per Castrovillari, Biancavilla, Rotonda,
Con 10 punti il Roccella, il Troina e il Città di Sant'Agata. Ed infine rende 8 punti Marina di Ragusa 7. Da sottolineare in questa classifica le 3 partite da recuperare per l'FC Messina, il Castrovillari ed il Marina di Ragusa. 2 invece le partite da recuperare per Aciriale, Dattilo, Cittanovese, Biancavilla, Rotonda, Roccella e Troina, con una partita da recuperare invece San Luca, Gelbison, Licata e Paternò. Le partite che verranno recuperate mercoledì pomeriggio sono le seguenti: Castrovillari Aciriale, Troina Paternò, FC Messina Marina di Ragusa e Biancavilla Roccella. Guardiamo invece il tabellino di domenica prossima. Domenica 31 gennaio 2021, ACR Messina Troina, Biancavilla Dattilo, Cittanovese Paternò, Aciriale Roccella, Città di Sant'Agata Santa Maria Cilento, Gelbison FC Messina, Licata Rende, Marina di Ragusa San Luca ed infine Rotonda Castrovillari. Ed iniziamo subito con le immagini, con la vittoria fuori casa della Gelbison che sbanca Castrovillari e porta a casa 3 punti pesantissimi. Colpaccio della Gelbison in casa del Castrovillari, la formazione di mister Ferrazzoli vince 1-0 grazie alla rete segnata allo scadere del primo tempo dagli 11 metri da Capitan Uliano. 3 punti preziosi per la compagine di Vallo della Lucania che si porta così a quota 20 in classifica. Si gioca sotto una pioggia battente che rende difficile giocare la palla, come dimostrano anche le immagini che vi proponiamo. Gelbison in maglia rosso-blu, pantaloncini blu e calzettoni rossi, mentre il Castrovillari in completa tenuta bianca. Il match non regala particolari emozioni nelle prime battute di gara. Il primo acuto è però proprio per la formazione di Vallo della Lucania con Gagliardi. Il suo tentativo però termina alto sopra la traversa. La squadra di mister Franceschini, reduce dalla vittoria nel recupero infrasettimanale a Troina, ci prova sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma la difesa della Gelbison alla fine riesce in qualche modo ad allontanare. Batti e ribatti, arriva un altro traversone e alla fine D'Agostino riesce a controllare la sfera e ad evitare guai peggiori. Nella finale del primo tempo arriva l'episodio decisivo. Koulibaly viene atterrato nel cuore dell'area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e penalty tra le proteste inutili dei calciatori del Castrovillari. Netto il fallo sul calciatore della Gelbison. Dagli 11 metri parte il capitano della formazione di Vallo della Lucania, Uliano. È implacabile, come sempre, dal dischetto il calciatore rosso-blu. Il pallone in rete e vantaggio della Gelbison proprio allo scadere della prima frazione di gara. L'unico vero acuto della ripresa infatti arriva proprio all'inizio con Bonanno su un calcio piazzato, ma la mira del calciatore a disposizione di mister Ivan Franceschini è imprecisa. La sua punizione infatti termina alta, seppure poco distante dalla porta difesa da D'Agostino, che controlla ovviamente la traiettoria uscire sul fondo. Sempre su calcio piazzato, il Castrovillari a metà della ripresa prova a trovare la via del pari, ma Dorsi e compagni fanno buona guardia e riescono a difendere senza problemi la porta difesa da D'Agostino. Nelle battute conclusive del match i lupi del Pollino provano ad intensificare la pressione, ma Dorsi e compagni difendono bene la porta. Su questo traversone ancora una volta è D'Agostino a smanacciare la minaccia della compagine di casa. La Gelbison si rifà vedere allo scadere del match con un calcio piazzato di Uliano. L'arbitro chiede la distanza ai calciatori del Castrovillari che protestano, ma nulla di fatto per il direttore di gara che non vuole sentire alcuna spiegazione da parte dei calciatori di casa. La punizione di Uliano, eccola lì, la deviazione della barriera, poi c'è un colpo di testa e il pallone che si spegne comodamente tra le braccia dell'estremo difensore del Castrovillari. C'è tempo nelle battute conclusive anche per l'espulsione di Dorsi tra le proteste dei calciatori della Gelbison che non condividono la decisione della terna arbitrale.
Nei minuti di recupero il Castrovillari prova il forcing finale, ma non succede più nulla e la Gelbison porta a casa 3 punti pesantissimi. Una Gelbison scatenata a 5 punti dalla vetta con una partita da recuperare. Sentiamo a fine partita le dichiarazioni di mister Ferrazzoli. Nel primo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio noi, abbiamo avuto un paio di situazioni per far gol, abbiamo trovato il gol su rigore e dopo nel secondo tempo è diventata una battaglia, non è stata una partita insomma, che potevano disputare le due squadre, però noi abbiamo fortunatamente trovato il gol e ripeto, il primo tempo anche meritatamente, dopo l'abbiamo difeso a denti stretti e ci tenevamo a fare il risultato perché ripeto, sapevamo di venire a giocare contro una squadra che è ben organizzata. Ho fatto la premessa, è stato un peccato perché le due squadre avrebbero meritato di giocare la partita su un campo differente e sarebbe uscita una partita differente. Noi facendo gol e loro non trovandolo non abbiamo rubato niente, questo è quello che volevo dire. E poi è normale che il Castrovillari nel secondo tempo, peggiorando il tempo e peggiorando il campo, ha avuto ancora più difficoltà a giocare. Noi ci siamo difesi bene e quindi, ripeto, 3 punti che prendiamo molto volentieri perché è contro una squadra molto, molto, molto difficile da affrontare. Noi però oggi abbiamo fatto la nostra partita, quella cattiva, maschia che andava fatta con questo terreno e abbiamo trovato questi 3 punti che accettiamo molto volentieri e ci permettono di guadagnare una posizione importante in classifica che gratifica il lavoro settimanale che fanno i ragazzi. L'incontro di cartello in questo girone I del campionato di Serie D era sicuramente lo scontro tutto catanese tra Paternò e Aceriale. Vittoria finale per la squadra di Gaetano Catalano 1-0 contro quella di Pagana. Il 24 gennaio 2021 entra di diritto nella storia del Paternò Calcio con la sontuosa vittoria dei rossazzurri nel derby contro la Cireale, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie D. Tornano a sfidarsi le due squadre, l'ultimo derby risale al 15 febbraio 2015, era il campionato di eccellenza. Una partita combattuta, a tratti anche sofferta, decisa da un super gol di Fabrizio Scapellato ad inizio ripresa, che regala al Paternò 3 punti fondamentali, di prestigio e di grande valore. Fischio d'inizio per un derby ad alta tensione. Si studiano le due formazioni ben messe in campo dai due tecnici e solide in ogni reparto. Al 15esimo prima azione offensiva del Paternò, con Puglisi che recupera un pallone per la piana che serve Scapellato, che tenta il traversone che viene deviato in corner. Al 21esimo a rendersi pericoloso è la Cireale di Peppe Pagana, con Rizzo che prova un pericoloso diagonale, ma Cavalli si salva. Sul proseguo dell'azione ci prova Silvestri, ma il pallone termina nuovamente in corner. Al 37esimo si rivede in avanti la Cireale, con un tiro di Ba dalla distanza, deviato in corner da Gianluca Raia. Al 40esimo sulla sinistra incursione di Santa Paola che ha cambiato versante, ma viene chiuso in modo falloso da Cannino che prende il cartellino giallo. Al 44esimo il Paternò reclama un calcio di rigore per un fallo su Santa Paola, ma il difensore prende il pallone e l'arbitro lascia giocare. Sul capovolgimento di fronte è la Cireale a chiedere un fallo in area per un intervento scomposto di Raimondi sul traversone di Suarez, ma anche in questo caso il signor Poli di Verona lascia giocare. Dopo un minuto di recupero, squadre negli spogliatoi. Il secondo tempo comincia con la conferma dei 22. Al 47esimo è il Paternò a portarsi in vantaggio. Contropiede di Santa Paola che trova il momento giusto per servire Scapellato che si invola in aria, salta il proprio difensore e insacca alle spalle del portiere Acese. È felice il calciatore rossazzurro che sembra non credere a quanto accaduto. Il classico gol dell'ex porta la sua firma. Al 63esimo Catalano cambia le carte in tavola ed inserisce Luca Savasta al posto di Scapellato. Al 64esimo vuole il gol la Cireale. Sparacello mette al centro, ma Raimondi spizzica un pallone che arriva tra i piedi di Rizzo che prova il tiro, prima deviato da Santa Paola che spiazza Cavalli, ma non Raimondi che respinge in maniera provvidenziale il pallone che arriva tra i piedi di De Sousa che poi spara alle stelle. Spinge la Cireale, ma Raimondi, insieme a Raia, Mazzotti e Guarnera, difendono con grande esperienza,
ma a dire il vero sono tutti i rossazzurri a disputare un match di prim'ordine contro una formazione, quella granata, ad inizio stagione costruita per vincere il campionato, ma all'86esimo si rivede in avanti il Paternò. Mazzotti lancia lungo, Savasta è bravo a fare suo il pallone, Maiania cerca di allontanarlo, ma arriva a Puglisi che dal limite dell'area tira alto. Quasi allo scadere uno stanco Lapiana lascia il posto ad Aureliano. Nei 6 minuti di recupero si continua a giocare, ma il Paternò amministra con calma. Dopo i 6 minuti di recupero il derby è rosso-azzurro, vince il Paternò grazie alla rete di Scapellato e mercoledì di nuovo rossazzurri in campo contro il Troino. Una Ciriale che con questa sconfitta ridimensiona in un certo senso i suoi sogni di gloria. A fine partita abbiamo sentito anche il direttore generale Giuseppe Fasone, il quale comunica ufficialmente il silenzio stampa della Ciriale. Da questo momento parlo io e poi per qualche giorno non parlerà più nessuno, perché dobbiamo evitare, dobbiamo trovare quella compattezza che avevamo all'inizio. Noi crediamo nel nostro obiettivo, io credo nel nostro obiettivo e faremo di tutto per ritrovare magari qualcosa che in questo momento purtroppo magari non sta andando per come volevamo. Quindi io desidero che la riflessione, l'analisi che vogliamo fare all'interno della società, perché ripeto, questa società crede al proprio progetto. Oggi abbiamo perso. Purtroppo abbiamo visto anche che è un campionato difficile, il Messina ha perso Rende, altre squadre hanno fatto risultati incredibili. Purtroppo è un campionato particolare, si gioca ogni 3 settimane, a volte ogni 3 settimane, a volte ogni 3 giorni, quindi dico, dobbiamo capire, dobbiamo stare, chiedo a tutti i tifosi di stare però uniti. È una sconfitta brutta, però che sicuramente non fa piacere a nessuno, a me per prima, dico, e quindi però dobbiamo stare uniti e ritrovare quella compattezza. Credo che da mercoledì rientrino 6 giocatori. Sapevamo che eravamo in emergenza, rientrano 6 giocatori. Purtroppo il Covid è un po' per tutti a turno, credo che colpisca le squadre, gli organici. Oggi abbiamo schierato 2-2002 per esempio, che comunque alla fine sono stati i giocatori che hanno fatto la loro parte ed era una partita che sapevamo che era difficile. È un po' per tutti, è un campionato strano, assurdo, anomalo, per cui ma ripeto, quello che conta è che noi tutti, i componenti di questa società, e vi garantisco che è così, noi vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Oggi, quando ne abbiamo? 24 gennaio, vi garantisco che noi abbiamo solo un pensiero: raggiungere il nostro obiettivo. Sembra strano a dirlo dopo una sconfitta, ma è così. Quindi noi vogliamo che l'organico, la società in questo momento si prenda questi giorni, il gruppo, i giocatori devono un attimino, noi ci prenderemo, faremo le nostre conclusioni in questi 4 giorni, 5 giorni, quelli che sono di silenzio stampa, e cercheremo, noi mercoledì abbiamo d'altronde un'altra partita, cercheremo di fare risultato e riprendere il nostro cammino. Però prendiamoci qualche giorno di riflessione, ma non per il mister, perché il mister ha la nostra fiducia, per tutto quello che è l'organico, per tutto quello che riguarda la nostra situazione. Quindi prendiamoci qualche giorno, ma ripeto, il mister ha la nostra fiducia, non è un discorso che in questo momento stiamo attenzionando. Sì, sapevamo che il Paternò, l'abbiamo capito, perché purtroppo sapevamo anche un attimo che ci si aspetta nei derby sempre che i giocatori e le società e tutti quanti, al di là degli episodi che poi voglio dire, non voglio neanche adesso elencare, sapevamo che ci sarebbe stata sempre una battaglia sportiva, parlo da parte del Paternò, così è stato, ripeto, un po' abbiamo la mano in bocca perché penso che il Paternò non abbia avuto tante occasioni, credo un'occasione
questa occasione, questa ripartenza, abbiamo perso palla quasi al limite dell'area. Poi credo che mi dicono dalle immagini c'è un gol che annullato, cioè la palla era entrata in rete oppure c'è un calcio di rigore, però non vogliamo neanche parlare degli episodi perché gli episodi fanno parte del calcio. Oggi stanno andando male, gli episodi sono a sfavore della Cirala da 2 o 3 giornate, dico speriamo che cambi questa tendenza. Se da una parte c'è la Ciriale che piange e si lecca le sue ferite, dall'altra c'è un contento team paternese. Lo stiamo guardando in queste immagini rubate all'interno dello spogliatoio al termine del derby tutto catanese. Una vittoria che ha permesso sicuramente alla squadra di Catalano di stabilizzarsi nella zona centrale di questa classifica. Sentiamo le sue parole a fine partita. Sono 3 punti fondamentali per noi ora, a prescindere dal derby, che è sempre una partita diversa rispetto a tutte le altre, però sono 3 punti importanti per la classifica. Questi ragazzi lavorano tanto, durante la settimana lavorano con grande intensità, con grande concentrazione e poi tutto quello che viene fatto durante la settimana viene riportato la domenica. Siamo stati abbastanza accorti, concentrati a chiudere la profondità. I ragazzi devo dire che hanno fatto abbastanza bene sia a mezzo campo, dietro, tutti quanti, perché hanno corso, hanno dato l'anima e credo che alla fine, anche se è stato un episodio, siamo riusciti a portare a casa 3 punti importanti. Io non ho mai parlato delle assenze, devo dire che Cozza, Truglio, Stefano Majorana è arrivato stamattina dopo una settimana di fermo e è andato in campo senza fare allenamento e lo devo anche ringraziare perché ha fatto un'ottima partita, ma così tutti gli altri, anche i ragazzi, sono sempre fatti trovare pronti. Quindi devo dire che questa squadra ha uno spirito importante, uno spirito che non molla mai, uno spirito che lotta sempre, poi qualsiasi possa essere il risultato finale, la prestazione non è mai mancata. Altre interviste post partita. Sentiamo subito l'autore del gol vincente, Fabrizio Scapellato. A seguire l'amministratore delegato Francesco Di Perna e l'allenatore in seconda del Paternò, Gianluca Russo. Questo gol lo dedico molto a tutti, a partire dal presidente, al direttore, tutta la società e ai tifosi del Paternò. Parlando con la mia famiglia, con i miei fratelli a inizio anno, il mio desiderio era quello di fare gol alla Cirale. Avevo questo desiderio e si è avverato. Dopo il gol, non so se si è visto, mi è uscita anche qualche lacrima di gioia, era una lacrima di gioia. Sono felicissimo per tutta Paternò, per la società, per i tifosi, per tutti. Abbiamo fatto quello che era la nostra partita, penso che abbiamo meritato ampiamente a questo punto la vittoria. Non poter avere lo stadio pieno, sicuramente oggi qui ci sarebbe stato il pienone, un minimo di 4.000 persone. Comunque speriamo che al più presto si risolva questo problema e si torni tutti sugli spalti, perché la partita ha un altro senso, un altro gusto, una vittoria del genere. Noi sappiamo che abbiamo fatto 3 punti che ci servono per arrivare prima alla salvezza, poi sai, o è la Cireale o è l'altra squadra, noi abbiamo il nostro campionato, lo affrontiamo con le nostre, diciamo, sempre con il nostro puntiglio e speriamo di poter ottenere altri risultati del genere. Era la partita che sapevamo, una partita di sofferenza, e sapevamo che potevamo colpirli. Allora, inizialmente abbiamo tolto le loro giocate, quindi era questa c'è troppa differenza di forza fra loro e noi, quindi dovevamo necessariamente togliere le loro giocate per poi avere l'opportunità di andarli a colpire. È chiaro che a livello tattico, che quando loro non riescono a sviluppare il loro gioco devono spostare obbligatoriamente il loro baricentro in avanti e quindi là con gli uomini nostri offensivi siamo pericolosi. Oggi è toccato a Scapellato, è chiaro che adesso è facile, ma ti posso assicurare che è stata poi preparata così la partita. Per quanto riguarda il livello professionale, per noi era una partita importante, perché battere la Cireale e portare 3 punti a casa sono 3 punti importanti che ti permettono, diversi perché ti permettono di lavorare bene durante la settimana, e quindi questo è stato fatto. Adesso
è finita, archiviamo e pensiamo subito al Troino. Importantissimo punto conquistato dalla Marina di Ragusa contro il Santa Maria Cilento. È finita 3-3, ma da sottolineare come nella parte finale della partita, addirittura in 9, la squadra di Utro è riuscita a pareggiare e portare a casa un punto pesantissimo per la sua classifica. Partono forti i padroni di casa al terzo minuto. Maggio va a lanciare per Tandara, si presenta in area di rigore, resiste a un paio di cariche, col mancino batte Pellegrino per l'1-0 immediato dei campani, che sbloccano il risultato col sinistro preciso di Tandara. Poco dopo ci prova anche Ragosta, che trova il gol, tutto fermo però. Per precedente posizione di fuorigioco da calcio d'angolo attacca anche il Marina di Ragusa con Ivan Lavardera, tiro deviato che termina sul fondo al 44esimo però, mentre attacca proprio la formazione campana della Polisportiva Santa Maria. Dall'altra parte del campo fallo da parte di Schisciano, espulsione per il calciatore della Marina di Ragusa, che dunque resta in 10 uomini proprio allo scadere del primo tempo. Cerca spiegazioni il calciatore della Marina, che non arrivano però dal direttore di gara. Si passa alla seconda frazione, subito Polisportiva che prova ad approfittare del vantaggio numerico con Tandara pericolosissimo, Pellegrino abile a mettere in corner. È il preludio al vantaggio che arriva al 55esimo, girata acrobatica su cross dalla destra da parte di Tandara, doppietta per lui, 2-0 per la Polisportiva Santa Maria. Sembra tutto facile ora per la formazione campana. Al 60esimo prova a fare qualcosa dal punto di vista dei cambi mister Udo, dentro Diemè al minuto 61, fallo in area della Polisportiva, rigore per il Marina e gol di Mannoni, che dunque riapre il match, ma arriva anche il secondo rosso di giornata per il Marina di Ragusa. Incredibile quello che succede allora al Carrano, 2-1 per la Polisportiva Santa Maria, fuori anche Mannoni per proteste, lui che aveva trovato il gol pochi minuti prima. Attacca la Polisportiva Santa Maria con insistenza sempre dall'out destro e si guadagna un calcio di rigore che potrebbe dunque chiudere la partita. Sul punto di battuta si presenta Maggio, che non sbaglia. Gol da parte del capocannoniere della Polisportiva Santa Maria e dell'intero raggruppamento. Ancora in avanti campani, che adesso vogliono approfittare del momento propizio in area di rigore. Il tentativo con il mancino sfiora il gol Capozzoli da corner, invece il Marina di Ragusa la riapre ancora una volta, incredibilmente in 9 contro 11 con l'incornata da parte di Pietrangeli. Siamo al minuto 76, la formazione di mister Utro dimostra di crederci ancora, ma deve stare attenta alle sfuriate offensive della Polisportiva Santa Maria, che attacca dalla destra. Qui risposta di Pellegrino sul tentativo ravvicinato, sempre Polisportiva Santa Maria. Qui però ci deve mettere una pezza il portiere del Marina di Ragusa, che viene impegnato anche poco dopo con questo mancino che sfiora il palo. Al minuto 90 però succede quello che non ti aspetti, punizione per il Marina, una deviazione, la seconda, c'è un po' di confusione alla fine. Pietrangeli a indovinare la zampata giusta, quella del 3-3, quella che fa diventare eroica la giornata in Campania per la formazione siciliana allenata da mister Utro, che pareggia in 9 contro 11, doppia inferiorità numerica. Il Marina di Ragusa esce indenne dal difficilissimo campo dell'Antonio Carrano, 3-3 al termine di un grande match contro la Polisportiva Santa Maria. Pareggio ottenuto nei minuti finali, ma con grandissimo merito. Complimenti alla squadra di Salvatore Utro, che ha dimostrato tantissima determinazione, forse quella che è mancata al Santa Maria Cilento. Sentiamo le parole del suo allenatore Gianluca Esposito. Abbiamo visto insomma una Polisportiva a Santa Maria bene oggi fino a un certo punto, fin quando è stato possibile giocare, nonostante insomma le condizioni meteo non proprio favorevoli per una squadra abituata a giocare comunque palla a terra. Poi nel finale si è spenta la spina, insomma cosa secondo lei è potuto capitare ai calciatori in campo? Che davanti avremmo dovuto segnare almeno 7-8 gol e dietro avremmo dovuto concedere 0 occasioni da gol, perché in doppia superiorità numerica non puoi concedere occasioni da gol agli avversari. Davanti, se ti presenti 5-6 volte in superiorità numerica in area avversaria, 3 gol sono pochi. Il frutto di tutte queste situazioni è il risultato finale. Sei una persona solitamente sempre molto positiva, cerchiamo di trovare qualcosa appunto di positivo in questa partita da cui ricominciare in settimana, perché insomma mister è normale insomma la delusione appunto per un risultato del genere dopo aver accarezzato la vittoria fino alla fine e soprattutto per come stava arrivando. Antonio, noi dobbiamo capire
quello che dobbiamo fare. Dobbiamo capire che abbiamo una responsabilità, dobbiamo del rispetto a chi ci ha scelto e chi ci ha messo qui e dobbiamo offrire delle prestazioni all'altezza da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico, da un punto di vista del gioco, da un punto di vista caratteriale. Nel momento in cui noi facciamo questo, stiamo tranquilli, il risultato lo accettiamo molto serenamente. Nel momento in cui non riusciamo a garantire queste cose, dobbiamo chiuderci all'interno dello spogliatoio e ragionare facendoci tutti un grandissimo esame di coscienza, essendo pronti ad assumerci ognuno le sue responsabilità e a pensare che dobbiamo fare molto, ma molto di più, soprattutto per il rispetto delle persone che ci hanno messo qui. Mister, un'ultima cosa, insomma, alla luce anche un po' delle ultime partite, verrebbe da dire una polisportiva grande con le grandi e un po' più piccola con le piccole? Oh, piccolissima con le piccole, visti gli ultimi 2 risultati. Io non voglio stare sulle montagne russe, io voglio equilibrio, è quello di cui stiamo parlando all'inizio. Equilibrio, continuità. Preferisco l'equilibrio alle grandissime prestazioni con le grandi, con le forti. Cioè in realtà io non posso nemmeno parlare di una prestazione negativa, perché ripeto, al di là delle 2 espulsioni che a termini di regolamento ci stanno, quindi non si può nemmeno discutere, perché se uno già ammonito va a saltare con il gomito alto e colpisce l'avversario, è seconda ammonizione, e se uno senza possibilità di prendere palla va a gamba tesa, altezza ginocchio sull'avversario, è espulsione. Al di là di questo, su questo non ci sono dubbi, se qualcuno ne dovesse avere dei dubbi, su questo l'unica cosa su cui non ci sono dubbi sono le 2 espulsioni. Ma noi abbiamo creato almeno davvero 7, 8, 9 occasioni di superiorità numerica nell'area avversaria e non le abbiamo sfruttate, cioè non si può nemmeno parlare di una prestazione strana, paradossale, e dobbiamo analizzarla con molta calma. Adesso io in questo istante non ho la calma per fare un'analisi fredda, magari da domani o da martedì ci riusciremo, adesso non sono in grado. È una CR Messina che non ti aspettavi, perde contro l'ultima in classifica e nessuno si aspettava sicuramente questa debacle. È finita 3-2 per la squadra calabrese. Guardiamo gli highlights. Formazioni: Messina in campo con Lai, Cascione e Giofre, Sabatino, Arcidiacono, Aliperta, Foggia, Vacca, Lomasto, Cristiani, Cretella. In panchina troviamo Manno, Bellopede, Bollino, Saindù, Manfellotti, Crisci, Izzo, Mazzone e Boscovic. Rende in campo con Quintiero, Cassaro e Garritano, Piscopo, Ferchichi, Gozzerin, Brugnano, Palermo, Novello, Cipolla, Locascio. In panchina troviamo Palermo, Regnante, Palma, Della Rocca, Riconosciuto, Brandi, Mosciaro, Novello e Mazzotta. Calcio di punizione, Aliperta, la battuta, la sperimente in area di rigore, spizzicata di Foggia, si allunga e devia il portiere Quintiero, primo scudo del match del Messina. Cerca e trova Arcidiacono al limite, in 2 tempi, la tiene lì, Quintiero, ancora Messina minaccioso, Gozzerini, quindi c'è un cambio di versante abbastanza intelligente, Brugnano dentro per Gozzerini, esce là e la porta è buona, c'è il gol, il vantaggio della Rende che sblocca la contesa al 13° di questo primo tempo. Occhio alla possibilità da fondo del Messina con Cristiani, si oppone il portiere Quintiero, ancora per Foggia, dentro per Cretella, posizione regolare ancora per Cretella, la finta, il tiro e si allunga ancora a respingere Quintiero, quindi Foggia, il dribbling che finisce a terra, qui ci potrebbero essere estremi per il calcio di rigore, tutto regolare per il direttore di gara.
Foggia fa tutto da solo, apre su Cascione, out di destra, vediamo il traversone, interessante il colpo di destra di Foggia con la palla che viene sporcata e quindi agevolata nella sua presa. Quindi Gozzerini scivolata, fermato e c'è cartellino rosso, fischio arbitrale, va a Palermo, palla che viene deviata, posizione regolare e c'è il raddoppio della Rende con il numero 4 Garritano che raddoppia al 43esimo di questo primo tempo sulla punizione respinta dalla barriera da parte di Palermo. La sfera giunge al numero 4 Garritano che la controlla e all'angolino supera Alessandro Lai per il raddoppio della Rende. Comunque Rende che giostra il pallone sul versante di destra con il gioco di gambe, il traversone sotto misura, arriva la terza marcatura da parte della Rende con Ferchichi che mette la palla in fondo al sacco, traversone in area di rigore e sotto misura il guizzo vincente del numero 7 Ferchichi che al quinto di questo secondo tempo mette a 3 le reti a favore della propria squadra. Dentro per Foggia c'è il movimento da parte di Aliberta, la conclusione per la rete, il gol del Messina, Domenico Aliberta al nono, 11esimo, la punizione di Aliberta che batte il gol del Messina, 11esimo, 2-3, ancora Aliberta, il raddoppio del capitano del Messina. Arriva il fischio, va Aliberta, la deviazione sotto misura e poi c'è un atterramento a mio avviso abbastanza netto sull'Omasto. Viene liberato ancora una volta, quindi l'Omasto ripropone per Foggia, colpo di Foggia e grande deviazione in calcio d'angolo di Quintiero. Adesso c'è intervento irregolare con cartellino giallo su di L'Omasto e viene espulso anche L'Omasto. Paolo L'Omasto lascia la propria squadra in 9 uomini. Al Marco Lorenzon di Rende il Messina esce battuto alla fine di una vera e propria battaglia, 3-2 a favore del Rende. Seppur perdendo, la CR Messina continua ad essere la squadra leader di questo girone I del campionato di Serie D. Sentiamo le parole a fine partita del suo allenatore Raffaele Novelli e anche quelle di Domenico Aliberta, centrocampista della CR Messina. L'avevo detto durante la settimana e poi continuo a dire, abbiamo avuto 3 palle importanti il primo tempo, abbiamo avuto la palla ancora per pareggiare. Prima di subirne i gol. Prima di subire i gol, abbiamo delle 3, ma pure il secondo tempo abbiamo avuto situazioni per pareggiare la partita che non abbiamo fatto. Sono sempre quelle situazioni in cui naturalmente il Messina deve essere più cattivo lì sotto porta, ecco, finalizzare meglio. E dobbiamo continuare a lavorare perché non ci sono altre cose, ma dobbiamo lavorare nell'analisi della partita, che ripeto non deve essere sull'arbitro, non deve essere sugli assistenti, ma deve essere su noi stessi e bisogna capire che su quelle palle indecise, quando fischia l'arbitro, invece di reclamare bisogna continuare a giocare e vincere l'1-1, l'1 contro 1 come abbiamo fatto poi nella seconda parte. Il secondo tempo ce l'abbiamo messo, a parte che era poi anche di rabbia perché era un uomo in meno, non avevi più niente da perdere, ti sei buttato, è quello che dobbiamo fare sempre dall'inizio. È l'unica strada, senza isterismi, senza cali di attenzione, senza essere superficiali su alcuni aspetti. Questa è una squadra che ha pregi e difetti come c'erano tutte le squadre. Conosco che quando la squadra ha l'intensità mentale di andare a giocare su quelle palle là, è una squadra che mette in difficoltà chiunque, viceversa ci creeranno difficoltà e a noi adesso lavorare sotto questo aspetto e di essere tranquilli e sereni nell'analisi della partita, perché di come queste partite se ne possono giocare le altre non possiamo commettere lo stesso errore. Abbiamo una rosa ampia che ci permette
di sopperire a tante situazioni, se no è inutile avere così, e chi è della partita non è che deve giocare solo nell'espulsione squalifica, ha la sua possibilità, deve avere la tranquillità e la serenità di potersi esprimere. Io dico sempre, se si analizzano in un modo sereno, tranquillo, e il modo senza avere alibi e sui nostri errori, da queste sconfitte nascono tante vittorie, se no saranno di difficoltà anche le prossime, se non abbiamo un aspetto importante che è quello di essere importanti su alcune zone del campo, di andare a vincere uno contro uno, di saper anche quando perdiamo una ripartenza, di saper come noi subiamo molti falli, di interrompere a 40-45 metri dalla porta, interrompere alcuni aspetti invece che abbiamo lasciati. Ecco, questo deve far crescere e capire che alla prossima possiamo commettere gli stessi errori. Vabbè, sicuramente quando si subisce dei gol c'è sempre qualche errore di squadra o individuale, però non è quello che ci preoccupa in questo momento, ma sapevamo di affrontare la gara contro una squadra comunque che veniva da una vittoria e comunque una squadra che vuole salvarsi. Il campo sicuramente non aiuta le nostre caratteristiche, ma noi dobbiamo sicuramente ambientarci ogni situazione, anche se giochiamo sulla spiaggia, per vincere, perché noi dobbiamo pensare ogni partita sempre alla vittoria. Questo cammino è lungo e quindi abbiamo bisogno di tutti, anche quelli che si pensa non siano i titolarissimi, ma dimostrano comunque ogni volta che vengono chiamati in causa di essere importanti per la squadra. Però comunque siamo entrati al secondo tempo con la giusta mentalità, dobbiamo ripartire soprattutto dal secondo tempo. È finita 0-0 la partita tra Troina e Città di Sant'Agata. Entrambe le squadre in questo momento soffrono la posizione sicuramente non certo favorevole in classifica. Tra l'altro adesso il Troina recupererà proprio mercoledì la partita contro il Paternò. È finita 0-0, guardiamo il servizio di Paolo Munafò. Allo stadio comunale di Gagliano Castelferrato, Troina e Città di Sant'Agata si affrontano nel match valido per la 13ª giornata del girone I di Serie D, partita decisamente di vitale importanza per entrambe le formazioni, a caccia di punti pesanti in chiave salvezza, visto che al momento le due squadre si ritrovano appaiate al 15° posto della classifica con 9 punti e quindi in piena bagarre play-out. Troina però che deve recuperare 2 partite. Nella Città di Sant'Agata non ci sono per infortunio Cicirello, Franchina e Aveni. Mimmo Giampà ritrova dopo la squalifica il difensore Brugalette ed è subito la formazione santagatese a provarci con il destro Secco di Dama che trova sulla sua strada l'ottima opposizione del difensore Berti. La risposta del Troina al 17° proprio con l'ex della partita Luca Ficarotta che arma il sinistro, ma Brugaletta è decisivo e riesce ad opporsi al suo tentativo. Ci prova ancora il capitano rossoblu su calcio piazzato, il sinistro non inquadra lo specchio della porta. Poi il Città di Sant'Agata comincia a prendere campo al 23°, potrebbe passare la formazione di Mimmo Giampà quando sulla punizione di Marcellino arriva il colpo di testa da parte di La Gamba che da ottima posizione però trova solo l'esterno della rete. Insiste ancora la compagine in maglia giallo-rossa a provarci, questa volta è l'attaccante Mistretta, ma il suo mancino non inquadra il bersaglio. È un buon momento per il Città di Sant'Agata che al 38° potrebbe passare in vantaggio con l'ultimo arrivato, l'attaccante Caruso, che trova però ancora il legno della porta difesa da Iolfi, nella circostanza non proprio preciso nell'uscita. Poi il Troina prima dell'intervallo ha l'occasionissima per sbloccare il risultato con Aperi che solo davanti a Ferrara si fa ipnotizzare così, calciando praticamente da ottima posizione tra le mani dell'estremo santagatese. Con le nostre immagini ci spostiamo nel secondo tempo, una ripresa che si apre subito con il Sant'Agata pericoloso al minuto 58 con la punizione di Ivan Perkovic che chiama alla parata il portiere Aiolfi. Al 65° episodio contestato dalla Troina quando Figarotta lancia a rete Balistreri che viene a contatto con Gallo, finiscono giù i due, ma il
signor Mori di La Spezia lascia giocare. Poi il Sant'Agata prova a farsi vedere dalle parti di Aiolfi con Caruso che arma il destro. Il portiere del Troina è bravo in due tempi a rispondere presente. Poi il Troina che ci prova con Balistreri, il suo colpo di testa è centrale, facile preda del portiere Ferrara. E ancora il Troina a provarci con il solito Figarotta che mette in aria ancora per Balistreri, il suo colpo di testa con la super parata del portiere Ferrara. Poi sulla ribattuta il numero 11 Aperi si trovava in posizione di fuorigioco, ma è bravo il portiere del Città di Sant'Agata a farsi trovare pronto sulla zuccata del centravanti rossoblu. Il Città di Sant'Agata comunque vuole il gol del vantaggio e allora è Favo a provarci con il destro che esce di poco alla destra del portiere Aiolfi. Nel finale però il Troina tenta il tutto per tutto. All'86esimo c'è il cross da parte di Ciccone con la sforbiciata di Balistreri e il pallone che sorvola di pochissimo la traversa della porta difesa da Ferrara. Un minuto più tardi si complica la partita del Città di Sant'Agata perché Manno è entrato proprio nella ripresa, commette fallo su Aperi beccandosi il secondo giallo della sua partita e quindi Sant'Agata che chiude in 10 uomini. Il Troina prova a sfruttare la superiorità numerica, c'è il colpo di testa del neoentrato Santoro che sfiora il palo alla sinistra di Ferrara, che sfuma così quindi la possibilità per i ragazzi di Mascara di portarsi in vantaggio. Poi non succede più nulla, il Città di Sant'Agata resiste anche in 10 uomini e quindi alla fine porta a casa un pareggio importante perché interrompe la striscia di 4 sconfitte consecutive. Con questo pareggio le due squadre rimangono appaiate al 15° posto con 10 punti, agganciando anche il Roccella. Troina che continua il suo tour de force per recuperare le posizioni e cercare anche di salire sempre di più dalle zone basse di questo girone I del campionato di Serie D. A fine partita abbiamo anche sentito le dichiarazioni di Peppe Mascara. Siamo sempre alle solite purtroppo, a spiegare sempre i motivi che ci condannano in queste gare. Sì, il primo tempo loro erano ben messi in campo, correvano come dei matti. Questo campionato, questa categoria è così. Se devi acciuffare quello che hai perso per strada devi dare l'anima. Secondo me il primo tempo siamo stati un po' troppo lenti rispetto al secondo. Il secondo tempo nemmeno lo voglio giudicare per quello che abbiamo creato. L'importante è che c'è la voglia e la determinazione dei ragazzi. Prima o poi, speriamo molto prima, girerà, perché non è possibile che ogni partita che hai 7-8 palle gol e non riusciamo a metterla dentro. C'è l'impressione che sia una squadra che fa molta leva sulla rabbia, cioè nel senso non riesce a giocare magari in tranquillità per tutta la partita, poi quando è messa alle strette anche dal tempo che sta per scadere riesce veramente a mettere in campo un'aggressività incredibile e poi magari arriva meno lucida sotto porta. È d'accordo? D'accordissimo, perché c'è da dire che siamo lì sotto, quindi a tutti i costi devi fare risultato ogni domenica, non è che puoi stare a guardare o aspettare gli avversari che si facciano da parte. È anche una questione di nervi. I ragazzi non c'è nulla da rimproverare, c'è l'atteggiamento del primo tempo, questo ti comporta a sprecare il doppio delle energie quando devi recuperare la classifica, e quindi arriviamo secondo me poco lucidi lì davanti. Anche oggi abbiamo visto che c'è stata qualche lamentela da parte della panchina sull'arbitraggio. Lei ha detto che non vuole parlare degli arbitri, però anche oggi c'è stato un rigore che sembrava veramente nettissimo. Ma guarda, siamo sempre alle solite, ormai la partita è finita, è inutile recriminare. Se loro l'hanno vista così, la cosa più che mi è dispiaciuta è che c'è stato poco dialogo tra l'arbitro, i guardalinee e le panchine, anche per la loro. Questo non ti porta a niente, ti porta solo a farti innervosire, a innervosire i ragazzi. In queste categorie non te lo puoi permettere, perché sono sempre ragazzi giovani,
ci vuole più rispetto e più dialogo secondo me dentro il campo. Un girone dunque ingarbugliato dove attualmente la CR Messina continua ad essere la squadra leader, però è anche vero che con i prossimi recuperi questa classifica potrebbe essere sconvolta. Adesso sentiamo il parere, come al solito, settimanale di Giampaolo Montineri. Ettore. E buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Insomma, noi andiamo il martedì in onda con Penalty su Gold TV e sui social, quindi il Monti, blogger Giampaolo Montineri con questa piccola rubrica dedicata alla Serie D, alle domeniche che passano, ai risultati che accadono. Di sicuro questa che diciamo è andata in archivio a metà, perché comunque è l'ennesima domenica di calcio in cui non tutte le partite si giocano, tecnicamente a causa Covid, mettiamola così sviluppiamo veloce il termine, va bene, passiamo avanti, ma è una 13ª giornata che qualcuno ha cercato di fare 13 sui siti online delle scommesse. Cioè a un certo punto viene fuori Rende 3 ACR 4, quando le pagine ufficiali delle due società in campo registrano al 37esimo del secondo tempo il risultato di 3-2, va bene? E che poi è finito 3-2, ma immaginatevi, il sottoscritto è finito anche egli nel caos quando viene fuori in live score e in altri siti il risultato in quel modo. Quindi colui o coloro che sono entrati dentro il sistema sono stati gagliardi e hanno creato un caos, perché se già l'inferno c'era, così lo hanno reso incandescente, quasi come temperatura della nostra Etna, proprio ebollizione pazzesca, perché nel derby caldo che non si faceva da qualche anno passa il Paternò sulla Cereale, caos, festa da un lato, caos dall'altro, si chiudono i microfoni, si ci chiude a riccio, protezione assoluta, silenzio stampa. Io ho sempre un mio pensiero sul silenzio stampa. In fin dei conti, anche se non lo scrivi, puoi rimanere in silenzio. Non c'è motivo, cioè noi non disturbiamo a prescindere. Quindi il silenzio stampa è quella cosa per evitare, secondo me, ma che non si preclude, il contatto con i tifosi. Perché tanto tu devi andare ad allenarti, allora che fai? Che silenzio è? Non guardi in faccia le persone? In fin dei conti, anche la CR ha subito questo testacoda, questo capitombolo nel campo del Rende. Io una settimana dissi occhio a quella cosa della rivalsa, della dignità, dell'orgoglio degli ultimi. E il Rende ha fatto 8 punti in 2 partite e mezza, battendo la CR. Vedendo le immagini, certo lascia un po' così il campo di Rende, ma da noi in Italia il Prato Verde non esiste. Le montagne verdi sì, ma il Prato Verde non si riesce mai ad avere nei campi. E anche comunque l'aspetto giustificativo, ma il campo, se tu vai ad arare un campo e scendi con un altro collega, il campo è uguale per tutti e due, quindi il prodotto viene fuori da ambedue, uguale, no? Poi vedi le immagini e ti rendi conto che ci sono degli errori marchiani di impostazione nei gol che ha subito la CR Messina, grande orgoglio della CR Messina, qualità molta, non è bastata, perché poi è sempre così, poi spesso gli episodi ti fanno del male e soprattutto in questo caso non è solo la sconfitta, le 2 espulsioni che ti mancheranno tanto nell'ambito della rotazione e quindi dell'aspetto tecnico-tattico in un mese, gennaio e febbraio, che sono infernali, perché sono andato a spulciare. Pensate, a febbraio c'è anche un turno infrasettimanale, il 3. A febbraio la domenica del 14 dicembre è anche la domenica del Carnevale, che non si farà, e San Valentino. Ma molti amori si interromperanno in quella domenica, proiettata che è comunque l'ultima domenica di andata di questo campionato
non singhiozzante perché è triste, singhiozzante perché comunque è costretto a saltare, a riorganizzarsi. Grande rimonta quella del Mare di Ragusa, che in 9 rimonta la partita, in un campo lontanissimo. Mi viene da sorridere perché il direttore generale del Marina, Nunzio Calogero, mi manda un messaggio di domenica sera alle 2, così: Bara, amarruato a casa, per capire quanto è lungo questo trasferimento. Eppure sono portati in 9, sono portati un risultato che in questo caso è come posso dire, un molo di salvezza assoluto. Ne esci invigorito, lì anche 2 espulsioni e con un mercato che va e viene, quindi questi passaggi veloci di giocatori che stanno in una partita, le partite vanno, ritornano, se ne vanno, spariscono, cambiano squadra. Questo incespica, e incespica maledettamente. La 14ª giornata ti porto subito alla proiezione, no? Perché c'è da vedere quello che appunto sta per accadere, sempre se il sistema, guarda caso, poi ti si blocca quando ne hai bisogno, è così. Vediamo se si apre un'altra volta, vi chiedo scusa, ma ripeto, la 14ª giornata già fa vedere delle proiezioni. C'è un turno che si recupera, i presidenti delle società che mettono i like in post molto particolari di surriscaldamento, quindi quando dalla serie c'è guerra, è guerra per tutti, ok? E questa è una cosa che sta accadendo in questo campionato di Serie D, che maldestramente è rimasto ancora ancorato. Quindi tifoserie calde che vogliono la vittoria in quei campi dove c'è il concentramento delle curve. Non solo il risultato, che può servire o meno, ma vogliono la vittoria per poter, in un certo senso, schiacciare, spostare il peso, no? E ogni domenica la Serie D ci sta facendo vivere questo, perché noi abbiamo 10 squadre siciliane che non puoi mettere da parte, assolutamente. Quindi vado subito alla 14ª giornata, dove c'è un Biancavilla Dattilo, dove c'è una Cirale Roccella che peserà moltissimo, più di quello che non sembra, va bene? L'FC Messina va in quel campo che oggi, se non hai gli attributi, non esci. La Jefferson, che è entrata di prepotenza, va bene? Fra quelle che possono rompere i famosi gabbasisi per il finale di stagione. Il Marina che incontra il San Luca, per vedere se San Luca ha recuperato dalla sconfitta con la CR Messina. E poi il Rotonda con i Castrovillari, altra partita dove il linguaggio di Boncore non piace molto, il linguaggio di Boncore tattico-tecnico dà fastidio agli avversari. Una Serie D che si porta avanti e, come avevamo immaginato, è entrata nella sua alba, ma anche forse nelle notti da incubo. Quindi ci sarà da raccontare, non ci annoiamo, è molto corta la classifica, molto compatta. In settimana ci saranno dei recuperi, ma non c'è tempo per recuperare realmente, perché è un continuo susseguirsi di ritardi, rinvii, pochi allenamenti, molto mercato, e poi va in campo. E in campo poi non sai mai come ti va una partita. Vedi, arrende, ACR. Un saluto dal mondo. Grazie Giampaolo, con lui ci rivedremo chiaramente martedì prossimo per il solito commento dedicato alla Serie D. Adesso attendiamo con ansia la prima settimana di febbraio, perché da più parti si dice che venga finalmente decisa l'eventuale data per il ritorno in campo degli altri campionati dilettantistici, su tutti, soprattutto il campionato di eccellenza. Certamente in questo momento c'è proprio buio nel campionato dei dilettanti. Vi ricordate The Sound of Silence, una delle più belle canzoni di Simon e Garfunkel? Era il 1964 e quelle parole oggi hanno un significato diverso, ma lasciano ancora
noi tutti nel più sconfortante silenzio. Nessuno vuole mancare di rispetto né alle vittime né tantomeno alle categorie sociali che stanno pagando un prezzo altissimo per colpa del virus. E nessuno di noi si dimentica degli eroi col camice bianco e le mascherine, indossate per 18 o 20 ore al giorno. Ma noi siamo uomini di sport. Sappiamo cos'è il rispetto e sappiamo cosa vuol dire sacrificarsi. Eh sì, perché non apparteniamo a quella piccola fetta di persone che si arricchiscono col calcio. Noi no. Noi ci mettiamo passione. Noi ci mettiamo tempo, noi ci mettiamo speranze, noi ci mettiamo amore e l'unica cosa che chiediamo in cambio è di continuare a farlo. Il suono del silenzio oggi è quello degli stadi chiusi, dei campi d'allenamento semideserti, delle tribune vuote come gli occhi di chi non crede più nel futuro perché è stanco del presente. Questo silenzio lo porteranno dentro i bambini, che sono gli uomini di domani. Questo silenzio rischia di farci dimenticare il suono delle risate, il rumore dei tacchetti sbattuti contro il palo della porta per pulirli dal fango, il grido dei tifosi, il "sono fiero di te", detto dalle mamme e dai papà. Questo silenzio fa paura perché non lo conosciamo. È un estraneo che si è intromesso nelle nostre vite e ha rapito tutti i colori, lasciandoci un mondo in bianco e nero come un vecchio film muto degli anni '20. A noi manca la melodia del calcio. A noi, a tutti noi. Vorremmo urlarlo, ma non si può. E allora lo diciamo sottovoce, come una preghiera. Ridateci i colori, ridateci i suoni, ridateci le emozioni. Non è lo sport il problema. Non è nel silenzio che si potrà ripartire. Grazie Alex Giuliano per questo redazionale che conferma in questo momento il buio che attanaglia il mondo dei campionati dilettantistici. Adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e vi anticipo che conosceremo finalmente il nome del nuovo presidente pro tempore dell'Ajax di Catania. A tra poco.
Eccoci rientrati in studio, telespettatori di Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Una prima parte un po' mozzata perché, come tutti ben sanno, sono state soltanto 5 le partite che si sono giocate nel campionato di Serie D. Del campionato di eccellenza, di promozione di prima e di seconda categoria ancora non conosciamo la data per il ritorno in campo, e nell'attesa in questa seconda parte noi avremo comunque modo di sentire i pareri di alcuni addetti ai lavori. Iniziamo subito con la già annunciata intervista, quella di Lucio Tosto, nuovo presidente pro tempore dell'Ajax di Catania. Ciao Ettore e un saluto a tutti. Intanto volevo ringraziarti per avermi interpellato su un argomento che sta un po' a cuore a tutti noi sportivi, e cioè alla possibile ripresa dei campionati regionali dilettantistici, sarebbe a dire dall'eccellenza in giù. È da tutti noi auspicato una ripresa, si può dire, immediata di questi campionati, però dobbiamo, in base al momento storico in cui ci troviamo, dobbiamo darci delle priorità, e nelle priorità in testa c'è la salute, chiaramente. Quindi noi, per poter coniugare ripresa di questi campionati in totale sicurezza sanitaria, a mio giudizio la federazione dovrebbe trovare i fondi economici per poter supportare le società. Per quanto riguarda l'espletamento di protocolli rigidissimi, perché stiamo parlando di salute, e quando si parla di salute non ci sono seconde vie, non si scherza, e quindi bisogna essere abbastanza rigidi nel rispetto di determinati regolamenti. A loro volta le società si devono attrezzare e organizzare per poter espletare questi protocolli in un certo modo, una volta che la federazione li può aiutare a livello economico, e solo facendo tutto ciò si può pensare a una ripresa, a una possibile ripresa di questi campionati. È chiaro che ci sono, per quanto mi riguarda, le categorie sono tutte uguali, dall'eccellenza alla terza categoria, giovanili, giovanili e le categorie più basse per me hanno una grande importanza a livello sociale. È anche vero che categorie come l'eccellenza di dilettanti hanno ben poco, e quindi sono dei grandi interessi e delle pressioni per poter cominciare. Però secondo me sarebbe giusto e sarebbe opportuno far iniziare, se si dovesse iniziare ad arrivare a un accordo e a trovare dei giusti protocolli che si possono attuare, far iniziare tutte le categorie. Noi dell'Ajax siamo a disposizione sia della federazione e sia soprattutto dei nostri associati, per poter supportare in tutto quello che possiamo fare, in tutte quelle che sono le nostre competenze riguardo all'espletamento di questi protocolli. Infine, io, per quanto riguarda l'Ajax, vorrei dare alcune notizie, e cioè dire Ajax, volevo precisare che ho l'onore e il privilegio di presiedere per i prossimi 6 mesi pro tempore.
Allora, qualche settimana fa ci sono state le elezioni provinciali dove è stato confermato il presidente Sorbello ed è stato eletto il nuovo direttivo che sarà in carica per 4 anni. Consiglio direttivo che sarà composto da Luca Di Gregorio, da me, Lucio Tosto, ho anche la carica di vicepresidente, da Costa, Pennisi, dal dottore Fonso e da Arcidiacono. Devo dire che è un'ottima squadra di gente di spessore, di ottima caratura, non soltanto calcistica, ma anche nell'ambito civile, nelle proprie attività che svolgono al di fuori dell'AIAC. Quindi penso si potrà fare sicuramente una buona squadra, come è stata un'ottima squadra quella che ha preceduto l'attuale, quella nei 4 anni precedenti. Io vorrei fare dal mio punto di vista personale soltanto spendere qualche parola per due persone che fanno parte dell'AIAC, ma non fanno parte, diciamo, è diminutivo. Io sono dei pilastri portanti, cioè del presidente Sorbello e di Salvo Arcidiacono, il segretario, che sono davvero 2 persone che hanno portato da diverso tempo, stanno portando e porteranno avanti l'AIAC in modo esemplare, diciamo, facendo tanti sacrifici e togliendo anche del tempo, più di tutti noi del direttivo, alle proprie famiglie. Dicevo in precedenza della mia presidenza pro tempore all'AIAC. Tutto questo è successo perché il presidente Sorbello, come da regolamento, si è dovuto dimettere perché si è presentato alla presidenza regionale, elezioni dell'AIAC che si svolgeranno il 30 di questo mese, a cui noi tutti dobbiamo dare un grandissimo in bocca al lupo. Parlo del presidente Sorbello perché sarebbe, con tutti gli scongiuri da fare, sarebbe un traguardo storico e di prestigio, semplicemente per il fatto che a Palermo, alla presidenza regionale, non c'è mai stato un catanese, sono stati sempre palermitani, e quindi sarebbe questo, secondo me, l'anno buono e sarebbe davvero molto ma molto prestigioso per tutti noi catanesi. A proposito dell'AIAC, infine io vorrei dare una notizia, vorrei dare un saluto a un allenatore che ha fatto la storia del calcio ennese e siciliano, e parlo del maestro Peppino Cannarozzo, che ci ha lasciato questa settimana purtroppo. Niente, nella speranza davvero di poterci rincontrare tutti in un campo sportivo e poterci riabbracciare e salutare come facevamo fino a un anno fa, io do un saluto a tutti gli sportivi, un saluto a te Ettore e un abbraccio e un in bocca al lupo a tutti. Un saluto ed un abbraccio a Lucio Tosto, nuovo presidente pro tempore dell'AIAC di Catania, Associazione Italiana Allenatori di Calcio. E proprio adesso con un altro allenatore voglio affrontare le emozioni e soprattutto le speranze che nutrono molti allenatori per il ritorno in campo. Sentiamo le dichiarazioni di Vittorio Iemma, allenatore del Carlentini Calcio. Buonasera Ettore, buonasera agli amici di Penalty. Ettore, le mie sensazioni in base a un'eventuale ripartenza negli ultimi giorni sono diventate un po' più ottimistiche. È presto cantare vittoria perché ovviamente sono degli argomenti che si sono iniziati a prendere a livello nazionale, ma sicuramente si sono creati dei precedenti che sino ad oggi non c'erano stati, quali per esempio il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che finalmente ha preso in esame in maniera diretta quella che potrebbe essere un'eventuale ripartenza del campionato di eccellenza. Si è parlato di fattibilità di tamponi, di seguire un protocollo simile o pressoché uguale a quello che viene adottato in Serie D. E cosa molto importante, dichiarata sempre al Ministro, è quella che nel prossimo decreto Ristori 5, che riguarda tra l'altro il bonus dei collaboratori sportivi, verrà previsto, se viene confermata la ripartenza del calcio dilettantistico, in particolar modo di quello dell'eccellenza, verrà previsto sicuramente un aiuto economico simile a quello dato alle squadre di Serie D per quanto riguarda il poter affrontare il protocollo sanitario, quindi di conseguenza poter fare i tamponi a squadra, a staff
e dirigenti che fanno parte di ogni società. Le sensazioni, ti ripeto, sono cambiate negli ultimi giorni, perché sino a qualche settimana fa e subito dopo il nuovo DCPM emanato dal governo, sinceramente la speranza di poter ripartire era scemata parecchio, ma non in me, ma penso un po' in tutti gli addetti ai lavori, parlando un po' così con qualche amico. Negli ultimi giorni invece, come ho detto prima, sembra che è una cosa che sicuramente si sta discutendo. Il 5 febbraio, come sappiamo tutti, ci sarà un incontro tra la Lega Nazionale Dilettanti e i vari comitati regionali, dove si discuterà l'argomento, e sicuramente quella sarà una data molto importante. Io personalmente devo dire che, per quanto riguarda me come allenatore, posso parlare anche a nome del gruppo dei miei ragazzi e della mia società con la quale siamo in contatto giornaliero. C'è tanta voglia di ripartire e convinzione di voler ripartire e di finire la stagione. Quindi noi siamo tra quelli che ci auguriamo sicuramente che si possa trovare una soluzione sotto l'aspetto sanitario e poter riprendere il tutto. Ovviamente i tempi ora si sono un po' allungati, perché oggi un'eventuale ripresa, a mio parere, deve essere comunque anticipata da almeno 3 settimane di allenamenti, perché ormai questa è una sosta che ci ha messo in condizioni di, tra virgolette, sotto certi aspetti di ripartire da capo, in particolar modo sotto l'aspetto atletico. Quindi vediamo un po' cosa avverrà dopo il 5 febbraio e dopo questa riunione, che dovrebbe essere ago della bilancia delle sorti del futuro del calcio dilettantistico. In merito poi, diciamo che in questi giorni non si sta capendo bene se si sta parlando di sport di base a 360 gradi o di un'eventuale ripresa soltanto al campionato d'eccellenza. Quindi questo è un approfondimento, secondo me, che dovrebbe essere preso in considerazione subito, perché è molto importante sotto lo scenario futuro di molti ragazzi che sicuramente hanno voglia di voler ritornare in campo, volersi allenare, voler andare a giocare e svolgere ogni domenica quello che è la propria passione. Io mi auguro tantissimo di poter ritornare in campo e di poter respirare di nuovo l'adrenalina della domenica, e attendo però come posso dire, speranzoso quello che possono essere gli sviluppi degli argomenti sino ad ora sottolineati e portati avanti da chi governa questo sport, sia sotto l'aspetto politico che sotto l'aspetto tecnico burocratico, e quindi per quanto riguarda il ministro Spadafora a livello politico e le federazioni sotto l'aspetto tecnico, quindi Lega Nazionale Dilettanti e comitati regionali. Speriamo bene. Morgana, il nuovo presidente entrante del nostro comitato regionale, ha tutta la voglia di farci ripartire, è stato chiaro anche lui leggendo alcune sue interviste, quindi speriamo bene e incrociamo le dita. Buonasera Ettore e buonasera a tutti. Grazie Vittorio per il tuo intervento, ne approfitto anche per salutare tutti gli altri addetti ai lavori, dagli altri allenatori del calcio dilettantistico ai giocatori, ai dirigenti. Attendiamo veramente tutti con ansia il ritorno in campo. Ma a questo punto mi sorge anche spontanea una domanda: ma il calcio salverà il mondo? Today, science fiction has turned to fact. Aliens have arrived. And they've challenged us to a game of football.
The race is on to find the team to defend Earth. Can football save the planet? It seems we have our captain. Messi is in. Who will be chosen next? Pronto. It seems it's all forwards, strikers or midfielders. What about defence? You want defense? Marcatur. People of Earth, it seems the team is now complete. This is our best hope. Our best, our bravest. Our team. Today, science fiction has turned to fact. Aliens have arrived.
The beautiful game. It used to be all ours. Earth's favorite game. We don't know why this alien race has challenged us, but we do know that they have every intention of destroying Earth. That is, if we lose. Our only chance lies with the Galaxy 11. And I say, for the good of us all, football must save the planet. It's time. And here we go, ladies and gentlemen. The months of training are behind them, and the challenge for Earth begins now. What a strange pitch we have here. The curved walls keeping the ball in play all the time should actually suit our attacking team rather nicely. They have been handpicked from the world's most famous clubs, but this is the first time any of these footballers have actually played together. Maybe Beckenbauer knew what he was doing by selecting all of these strikers. Look at the size of the Huracan team. Goodness me, it's no wonder they're undefeated. Well, it looks as though the Galaxy 11 will kick off. Well, a bit of early intimidation on Messi here from Lennox, who I have to say is absolutely massive. I just hope they don't have the quickness to match their size. Just how are we going to defend against these beasts when we have no true defensive players? It's certainly not a good time for a tactical gamble. For a long time, arch rivals, now key teammates. Messi and Ronaldo ready to get us underway. And the stakes could not be higher. The battle for Earth's survival is well and truly on. Quite a battle it's going to be. That was Lennox on Messi. Well, that's an astonishing reach by Ripsit with the interception. Yokte, fantastic effort off the curved wall, and it's gone into the centre. Here's Lennox, an amazing acrobatic overhead kick. It's ripped past Casillas, the goalkeeper, no chance at all. 1-0 to the Huracan. They do look bewildered, the Galaxy 11, disorganised as well. Beckenbauer and the lads need to pull themselves together and quick. The fate of all humanity hangs in the balance. 11 different styles and personalities. Well, they'll have to unite and try to play as one. The game restarted by the Galaxy 11 and Mario Götze has certainly worked out the conditions here using the curved wall superbly. And it's a terrific turn from the German as well. He's looked to spring it to Ronaldo's taken that down. Great class, and he's taken down with no class by Chotka, who's going to get a yellow card from the alien referee. This is perfectly set up for Cristiano Ronaldo, and how his team need him. It's a brilliant free kick, and the save, I have to say, is even better. Ronaldo can't believe it. He's devastated. The throw from Arkacha to the save is terrific too to Uktik. He's got Ixos out wide. Ripsit is making his way into the middle, looking for something special here, and he's come up with it. Oh, Casillas might have kept that out, but he's hurt his shoulder. It's a second goal for the Huracan, and the Galaxy 11 had more problems. So 2-0 down. The Galaxy 11 really need to make something happen, and soon. And here's the man who can make it happen, Lionel Messi, dancing past defenders in his characteristically brilliant style. He's still going, Messi, and he's drawn the goalkeeper and beaten him too. And he's scored a marvellous goal, one from the Messi album. It's just brilliant in the nick of time. 2-1.
and the Galaxy 11 are right back in this one. A terrific contribution from the captain, but Lennox is furious. They've never conceded a goal until now. Huracan set the ball rolling again. They're pretty annoyed with the situation here, having conceded. Want to impose their will on Galaxy 11 again. And in comes Lee Chung-yong. That was a terrific challenge. The ball broke to Oscar, who's in a crossing position here. He's got Messi in the middle. He's got Ronaldo in the middle. And they've got in each other's way and ruined the moment. It's a simple save for Akac. Huracan can show again this astonishing blend of technique, talent, pace, power. And even Victor Moses coming in there can't stop them. This attack has got a real hint of menace about it. It's a great threat to Galaxy 11. It could be 3-1. It is 3-1. But for Galaxy 11 and the fate of planet Earth, it is very bad news. Well, there is the half-time whistle. And for the Galaxy 11, it hasn't come soon enough. So it's with Beckenbauer and Messi. Big task to get these guys playing like a team. Can football save the planet? Okay, everyone, a collective deep breath. Here we are, we're all in. The fate of the entire planet rests with these men. Come on, lads, victory can't come unless we do play as one. Beckenbauer giving the team one last piece of instruction. And for the second half, out go Woulé and Moses, in come Kerzhakov and Donovan. And there is some information that seems to be of some use. Let's hope so. The world has come together to cheer the Galaxy 11. Now, if only they can come together in this second half. 45 minutes to free 7 billion people. The question remains, can football save the planet? We can do it. And it's Ripsit with the crossfield ball. Chopka takes it very cleverly away from El Shaarawy, and he's put Lennox in on goal here. And this could be the key moment. This could be the end of it for the planet. It's Lennox against Casillas. If he scores, that's surely the end for all of us. But Casillas, with a phenomenal save, keeps the game alive. He may have kept us all alive here. It's a much more confident Galaxy 11 in the second half. Lee Chung-yong to Oscar, on to Donovan. Messi is inspiring this team with his leadership. There's no question about that. In goes Falcao. And the Galaxy 11 have pulled one back. 3-2. Well, Beckenbauer looks to be making a tactical switch, a formation change. Well, it's still possible to get back into this game. Ronaldo now, looking for Rooney. That's a magnificent finish! The game is level in the 90th minute, 3-3. It sent the Galaxy into ecstasy. Lennox is furious, but Beckenbauer couldn't be happier. And celebration around the globe. Can you believe it? 2 minutes of added extra time. Time for another Huracan attack. This could spell doom for humanity. Lennox is such an amazing player. He's taking them all on. And he's going to be in on goal here. There's only Rooney who can stop him. And Rooney does with a terrific tackle, but it is a free kick. Casillas wants a wall. A very dangerous place to give up a free kick. Ronaldo talking to Messi. They've got to be together here. This could end humanity. Casillas is ready. It's over the wall. Can Casillas reach it? Oh, how did he do that? He's turned it against the post.
Now it's with Lee Chung-young, and the Galaxy 11 might have a last opportunity here. Oscar to Goetze to Donovan. On to Kerzhakov. Falcao coming back to receive it. To Messi. And Messi looking up. Ronaldo's getting into the box. The dream duo could combine here in the nick of time. Cristiano Ronaldo! Brilliant! It's an extraordinary goal and an extraordinary time. He's kept us all alive. That is the final whistle. Huracan 3, Galaxy 11, 4. Absolutely amazing. We're all still alive because of them. What a match. Extraordinarily intense moments there. We could hardly have dared to hope that this would happen. But it has happened. They've made it happen. The collective dream of the world has come true because the Galaxy 11 played as one. Football truly did save the planet. Thank you, Galaxy 11. Che bella domanda che ci siamo posti. Il calcio salverà il mondo? Beh, mi auguro di sì, con quella squadra direi proprio di sì. Anche perché con la nostra fantasia per un attimo abbiamo pensato che anche Messi e Ronaldo fossero dei normali dilettanti. Abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, telespettatori di Gold 78, noi ci vedremo martedì prossimo e vi anticipo subito che per questa settimana e anche per la prossima la nostra sigla finale è dedicata a Sant'Agata, la santa patrona di Catania. A cantare la sigla finale per queste prossime 2 puntate di Penalty è Rosario Di Stefano, che ha inciso una canzone molto bella, toccante. La canzone si intitola Tu sei il nostro soro e vi lascio con questa canzone di Rosario Di Stefano. Appuntamento a martedì prossimo. Cittadini, cittadini, cittadini. A stanno non esci da tua camaredda, immagino un'unica come sei tu, che avrei in ginocchio da tua stanzicella, come a voti prego io, tanti devoti che aspettano una festa, stanno tagliando verso la tua finestra, non senti un boom, non viro una gente. Catania non sa duma più niente. Non si sulla padrone Catania, per noi si nostra soro. Italium da faccia, da tua bidizza, io mi introno. Tuppa gente che aspetta sto giorno, sia speranza che teni in cori. Aspettiamo un altro anno, Catania non mori. Catania non muore, Catania ti aspetta di una vita, ti aspetta per sempre. Mi manca da strada, piena di gente, mi mancano tutti i picciriti, milioni d'amici fino hanno sbattuti, s'accucciano forti, vere e nattia, di voti cavucci, che fazzoletti, facendo chianati, a voti scennuti. C'è sempre chi d'un domenzo e che ho sperto, ma per due giorni prega come. Siamo tutti davanti tutti! Non si sulla padrone Catania, per noi si nostra soro, d'Italia un da faccia, la tua bellezza io mi intono. Tu fa gente che aspetta sto giorno, sì, la speranza che te li aspettiamo fino a un altro anno, Catania.
Catania. Non mori, non mori. Cittadini, tu non si sula, sei buca fora, tu non ni viri, a senti risi, siamo tutti cosa cori, siamo tutti devoti sì, non si sula Bagione Catania, sina luce in lo scuro mia, tu ti cerca la malattia, in una cella o a mezza via, tu sei il nostro tesoro.